Buona serata, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio sportivo giornaliero, dal lunedì al venerdì. venetoglobe.com mette in onda attraverso la sua web tv www.venetoglobe e in questo caso l'angolo dedicato allo sport. Da un paio di settimane a questa parte ci trovate anche, ci potete vedere sul canale 95 di Caffè TV 24, un emittente del Nord Italia che copre appunto con i suoi canali parte del Nord Italia e soprattutto poi le nostre due regioni dove intendiamo naturalmente concentrarci con le nostre notizie, cioè Veneto e Friuli Venezia Giulia. Bene, andiamo ad iniziare con il nostro appuntamento sportivo. Iniziamo con il ricordarvi che il basket, la TVB Treviso, ha vinto a Mantova la scorsa settimana per 80-74. Treviso è salita al terzo posto alla pari con Forlì. Davanti a tutti troviamo Fortitudo Bologna con 14 punti e Montegranaro ad inseguire a 12. Per quanto concerne il prossimo turno, sarà un turno interno per la TVB e dovrà vedersela contro Iesi, qua partita da prendere con le molle. Andiamo ancora in casa Imoco perché dopo la Supercoppa vinta contro l'Igor Gorgonzola Novara per 3-2, c'è stato, per 3-1 scusatemi, c'è stata la vittoria ieri sera per 3-0 in campionato, perché siamo ritornati al campionato, siamo ritornati ad un mercoledì infrasettimanale dedicato sempre all'Imoco e saranno molti i mercoledì in cui vedremo giocare appunto l'Imoco Volley Conegliano, sia in casa che non. Tra l'altro anche quello prossimo della Champions che andrà ad iniziare e la si inizierà con una squadra italiana, ovvero Scandicci. Torniamo alla partita di ieri sera che ha visto al Palaverde di fronte a circa 3.063 persone, non il tutto esaurito, ma era chiaro fosse così, ha visto affrontare Bergamo, 3-0 il risultato che potrebbe dirla lunga sui veri valori in campo. Si sono visti due buoni set per quanto riguarda la compagine coneglianese, poi il terzo set, logico aspettarsi un po' di rivincita o tentativo di rimonta da parte di Bergamo e logico anche aspettarsi un po' di rilassamento da parte delle coneglianesi. Così è stato, però poi si sono riprese immediatamente ed hanno concluso alla grande anche il terzo set. Andiamo nel dettaglio, andiamo a vedere le interviste che abbiamo realizzato nella serata. L'avevamo promesso, ci eravamo sentiti per la vittoria della Supercoppa, ci sei scappata ma non per colpa tua. Questa sera altro 3-0, direi tutto sotto controllo. Sì, tutto sotto controllo, anche se sapevamo che non dovevamo sottovalutare Bergamo. Forse il terzo set abbiamo un po' mollato anche la concentrazione, però ci sta dopo anche la vittoria di sabato, comunque il morale è alto, quindi siamo comunque contenti. Adesso avremo partite tanto simili a questa in cui magari affrontiamo squadre di bassa media classifica che comunque possono metterci in difficoltà. Saranno dei mercoledì in cui ci ritroveremo e ci comincerà anche la Champions. Sì, contro Scandicci e niente, dai, una partita alla volta, adesso ci godiamo un'altra vittoria e poi pensiamo alla prossima. Ha fatta godere Santarelli questa Supercoppa, insomma, che lui era già con la testa qui. No, infatti ci ha detto appena entrato in spogliatoio di non godersi troppo la vittoria perché appunto può rischiare di far montare la testa alla gente. Ma non c'è problema, buona serata. No, siamo tutto sotto controllo. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Tutto sotto controllo per quanto riguarda Anna Danesi, anche ieri sera una delle migliori insieme a Mochi De Gennaro che ha festeggiato la sua 200ª partita in maglia Imoco e naturalmente 6º anno di permanenza in quel di Conegliano per il libero più bravo del mondo, appunto Mochi De Gennaro. Siamo andati a sentire anche una atleta della formazione bergamasca ed è stata quella che forse è stata la più incisiva o quantomeno quando è entrata in campo, quando Bertini, che le aveva provate un po' tutte per rigirare il risultato, ha inserito Sara Loda, qualcosa di buono si è visto. Eccola Sara Loda. E allora Loda, in altre occasioni qui al Palaverde eri entrata e non eri entrata nel modo giusto. Stasera sei entrata molto molto bene.
Sì, avevo tanta voglia di giocare, quindi quando il coach mi ha detto di prepararmi per entrare ero carica come una molla. Poi la squadra stava dimostrando che c'era un qualcosa, che c'era voglia di far vedere della bella pallavolo, quindi davvero sono entrata e ce l'ho messa tutta. Fatto bene, e direi che qualcosa, come dicevi te, si è vista. Bergamo non merita, insomma, arriverà prima o dopo questa prima vittoria, ma oggi avete dimostrato, insomma, che ci potete giocare. Sì, Conegliano è una squadra fortissima indubbiamente, quindi comunque anche al nostro top sarebbe stato lo stesso difficile, però ci mancava proprio il giocare bene in campo e oggi secondo me si è visto in lunghi frangenti rispetto alle partite scorse che veramente non riuscivamo a esprimerci neanche da nessun punto di vista, quindi mi dispiace per la sconfitta, ma sono un po' contenta. Per il gioco. Bertini le ha provate tutte, perché veramente ha provato a ruotarvi in tutti i sensi, e poi mi è piaciuto l'applauso vostro e di Bertini a quei 7 ragazzi che da Bergamo si sono fatti un po' di chilometri. Sì, se lo meritano veramente, perché anche ancora al palazzetto, pur non avendo portato ancora a casa neanche un punto e non avendo ancora dimostrato di giocare una buona pallavolo, sono sempre presenti, c'è sempre gente a vederci, sono venuti fino a qua, quindi se lo meritano più loro di noi quasi. Vi lascio al papà e alla mamma. Grazie, ciao. Ciao, grazie. L'abbiamo lasciata a papà e mamma, naturalmente, che volevano coccolarsi la figlia, giustamente. Brava comunque Sara Loda, che le ha tentate tutte, insomma, per riportare o quantomeno riaprire la partita. Non c'è riuscita. Bergamo deve collezionare i primi punti della stagione. Ha fatto i complimenti a quei 7 tifosi che sono arrivati da Bergamo. L'ho ricordato anche personalmente in diretta LVF, ricordando appunto che c'erano questi tifosi. Rivedrete la partita proprio di ieri sera, la rivedrete sul canale 95 di Caffè TV 24 domani sera, venerdì, alle ore 21:30, canale 95, oltre naturalmente on demand sulla nostra web tv www.venetoglobe.com. Parliamo di calcio con la Serie A. Ci sono i primi giorni di lavoro per Nicola, il tecnico nuovo di Udine, che sostituisce Velasquez dopo un inizio di campionato piuttosto travagliato per l'Udinese. Cambio anche nel Chievo, dove se n'è andato Ventura, tra l'altro facendo arrabbiare parecchi giocatori, tra cui anche Pellissier, che ha detto: non capisco come se ne sia potuto andare, non avevamo nemmeno iniziato a lavorare e a collaborare, e quindi criticato Ventura. Al suo posto è arrivato Di Carlo, che ha a sua volta dichiarato che c'è tempo per recuperare. Azzurri a Coverciano e pronti per le sfide contro il Portogallo. Si tratta di Nation League, partita importante perché potrebbe decidere le sorti della futura Italia, e poi ci sarà un amichevole, quella con gli Stati Uniti, che si dovrà giocare sempre nella prossima settimana, nella settimana entrante. Intanto oggi tocca all'Under 21 di Di Biagio, che affronterà l'Inghilterra. Anche per l'Under 21 si tratta di partite piuttosto importanti, non si può più scherzare. Andiamo in Serie B, dove si vive anche in questo caso e anche in questa categoria la sosta per la nazionale. Si riattaccherà il 23 novembre con l'anticipo tra Verona e Palermo. La Serie D, Girone C, 10ª giornata, è andata in campo ieri pomeriggio, meglio dire, con gran parte delle Serie D nazionali. La Serie D, Girone C, ha visto questi risultati. A Tamai, Montebelluna batte Tamai 3-2, vittoria della formazione di Checco Feltrin, importantissima in Friuli. Belluno Arzichiampo 0-0, Campodarsego batte San Giorgen 2-0, Cartigliano Clodiense 2-2, Charlins Muzzane batte Adriese 4-2, questa è una sorpresa perché il Charlins blocca in casa la capolista 4-2, Delta Rovigo batte Chions 1-0, a San Donà Este batte San Donà 3-2, a Trento c'è la prima vittoria del Trento che arriva contro il Levico Terme per 2-0 nel derby, Virtus Bolzano Union Feltre 1-1, il prossimo turno per il Montebelluna di Checco Feltrin è Casalingo contro il Campodarsego.
Andiamo a parlare di eccellenza, perché sono state alcune squadre di eccellenza trevigiane ad andare in campo ieri per quanto riguarda la Coppa e per quanto riguarda il turni di recupero di campionato. Per la Coppa a Treviso al Tenni il Nervesa ha battuto il Treviso per 2-0. Aggiungiamo quindi hanno grande rotazione di giocatori sia da una parte che dall'altra, però la spuntata è il Nervesa che va avanti, il Treviso quindi si ferma. È un Treviso che ha chiarito con il sindaco Conte, ha spiegato quantomeno chi è Atlantis, chi sono i soci della nuova società. Il sindaco ha detto va bene, siamo d'accordo su tutto, il Tenni lo potete usufruire, voglio soltanto che insomma ci siano delle persone serie che portino avanti questa società, e ci auguriamo che finalmente possa essere così. A Vittorio Veneto, sempre per quanto riguarda la Coppa, sul neutro di Colle Umberto, vittoria del Mestre per 2-1, quindi avanza il Mestre. Poi c'è stato il recupero tra Istrana e Liventina, quella strana partita bloccata, rinviata, giocata, meglio dire, vinta dalla Liventina tra l'altro, ma con il ricorso dell'Istrana perché c'era quell'espulsione che non c'era per un giocatore che non era stato ammonito, e allora Istrana-Liventina questa volta è finita in parità 1-1. Si sono giocati anche il recupero di campionato tra Sedico e Real Martellago, altra sconfitta per il Real Martellago, 3-1 contro il Sedico. Con questa vittoria il San Giorgio va in testa con la Luparense al campionato di eccellenza, quindi complimenti. In promozione Villorba ZTLL, finita 2-1 per la ZTLL, una sconfitta che è costata il cambio in panchina al Villorba. Arriva Carniato, eccolo qui, nuovo tecnico che sostituisce Favarato. Per il Trofeo Veneto promozione Robeganese Salzano batte Opitergina 2-1 e lascia la Coppa amaramente la formazione di De Pieri. Per quanto riguarda le altre discipline, ci trasferiamo sulla Benetton, sul Benetton Rugby, perché la Pro 14 è ferma per quanto riguarda appunto il Benetton. È un Benetton che salirà in aereo proprio nelle prossime ore per fare la trasvolata, ci metterà quasi un giorno per arrivare in Sudafrica, a Johannesburg. La compagine del presidente Amerino Zatta vola in Sudafrica e ci starà per circa 15-16 giorni, dove affronterà le due squadre della franchigia sudafricana. È una trasferta che ci hanno tenuto a precisare che non è una vacanza, e ci crediamo. Naturalmente saranno parecchi i giocatori che sono fermi per la nazionale, stanno giocando con la nazionale, e non è esclusa che ci sia la possibilità di un viaggio per qualcuno verso il Sudafrica, dovessero essere necessari appunto degli inserimenti. Staremo a vedere. Prima parlavo di nazionale, perché la nazionale italiana, tra l'altro con molti leoni in campo come vi dicevo, ha battuto la scorsa settimana la Georgia con 4 mete, tra cui quelle bellissime dei trevigiani Bud ed Allan. Sabato prossimo a Padova sarà di scena l'Australia. Domani vi racconteremo anche delle 5 convocazioni nel femminile, sono delle iniziative Rugby Villorba, sono 5 ricce che sono state convocate per la partita appunto della nazionale. Ne parliamo domani. Oggi invece, sempre in ambito di donne, mi sposto da questa parte, sì, eccoci qui, sempre in ambito di donne, vogliamo segnalarvi, vogliamo da qui a venerdì, a domani, parlare di Corri in Rosa. È una manifestazione importante che si disputa e si tiene a San Vendemiano nel Trevigiano. Non si toccheranno forse le 10.000 canotte rosa, però insomma saranno tante le donne che parteciperanno a questa bella manifestazione. Ieri ne abbiamo parlato con il dottor Francesco Benazzi dell'ULS numero 2, direttore generale. Oggi ne parliamo invece con uno degli organizzatori della Corri in Rosa, ovvero Aldo Zanetti. Eccolo. Ed ora con Aldo Zanetti per parlare di Corri in Rosa. C'è stato un discorso toccante tra l'altro di Fiorot, che ha dato alcuni input ancora più interessanti. 10.000 persone, mammografo, insomma ce n'è da dire. Fiorot è a contatto tutti i giorni con chi ha questi bisogni, queste necessità di assistenza, quindi tocco con mano tutti i giorni queste problematiche.
Noi ci stiamo vicini a questo mondo col nostro mondo sportivo, nel nostro modo, magari alle volte anche può sembrare forse troppo esuberante magari, o comunque sempre col sorriso sulle labbra, perché vogliamo superare anche queste problematiche pensando che ci sono, ok, vabbè, ma bisogna anche vivere e continuare a vivere. Diamo un piccolo contributo, diciamo, a questo mondo, raccogliendo beneficenza, ma grazie a tutte le donne che vengono a gareggiare, a correre quella domenica. Grazie anche a tutte quelle aziende che via via si aggiungono sempre di più e ci sostengono, che si chiamano sponsor, ma io vorrei chiamarli amici e partner più che sponsor, ma soprattutto sappiamo dove vanno a finire direttamente questa beneficenza, perché l'associazione locale che abbiamo individuato è qui e si tocca con mano e si vede con gli occhi quello che sta succedendo. Quel mammografo messo a disposizione all'ospedale di Conegliano è lì, che fa mammografie tutti i giorni, e sono credo ormai oltre 18.000, se non ricordo male, fatte. Forse non saremo 10.000 quest'anno, perché sicuramente abbiamo superato quello dell'anno scorso. Stiamo tenendo aperte le iscrizioni perché tanti ancora come una volta, non per dire le donne sono fatte così, ma insomma si dimenticano e all'ultimo momento ci chiedono: ma posso ancora? Sì, fino a mercoledì prossimo possiamo. E ci saranno delle novità, hai detto musica, hai detto altre cose, ma anche in futuro altre novità che chiaramente non mi dirai. Beh, in futuro una ve la posso dire, l'ho detto anche in conferenza prima, vogliamo coinvolgere di più il mondo scolastico e dobbiamo trovare il modo esatto e giusto, perché come ho detto prima è sempre una questione di uomini, di persone dietro le cose, perché se guardiamo la burocrazia che una scuola magari ci blocchiamo subito per entrare in una scuola, però se troviamo il direttore giusto, la maestra giusta, l'insegnante giusto, che ci aprano le porte per fare certi tipi di discorsi, certi tipi di messaggi che arrivino ai bambini da delle elementari, sarebbe una cosa importante, sarebbe il terzo punto che raggiungeremo come previsto dal nostro progetto. Dopo di novità ce ne sono sempre tante, poi non sempre riusciamo a realizzarle. L'importante è comunque che il tutto possa continuare, perché già questo è un piccolo successo che non è sempre poi così scontato, perché comunque c'è tanto lavoro dietro a questo. Domani faremo l'ultimo appello e l'ultimo invito naturalmente a ritrovarvi domenica a San Mendemiano con l'intervista a Guido Dussin, sindaco appunto di San Mendemiano. Abbiamo concluso anche per questa sera il nostro appuntamento, quello delle 19:40 fissato su Caffè TV 24, sul canale 95 per il Veneto e Friuli Venezia Giulia. In modalità on demand invece ci trovate sulla nostra web TV www.venetoglobe.com. A tutti voi buona serata.